spegne sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Penalty Awards, la misura del coraggio, oltre la linea, dove il destino si decide in un respiro. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Niente ombre, solo luce, niente scuse, solo obiettivi. Il momento è adesso, il momento è qui. Penalty Awards, il segno della vittoria. Parliamo adesso del miglior dirigente. Penalty Awards, Attenzione, dove il talento diventa storia. 4 in nomination per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Il miglior dirigente stagione 25-26 è Roberto Costa, presidente della Barrese Calcio, qui sul palco per ricevere il riconoscimento. L'applauso è già arrivato anche perché ha vinto un campionato quest'anno meraviglioso, portando appunto il Barrafranca in promozione. Allora, anche per lei gli ulteriori 30 secondi per raccontare questo meraviglioso premio e per dire se è emozionato oppure no. Sono emozionatissimo. La prima cosa, questo premio devo ringraziare la mia famiglia che mi sopporta e mi supporta. E poi questo premio è per tutta la comunità barrese che lo merita tanto. Bene, è stato più breve del previsto. Grazie Presidente della Barrese, primo classificato per quanto riguarda la categoria miglior dirigente. Quando parliamo di dirigente parliamo soprattutto di una tipologia di dirigente che mette tanto impegno all'interno di una società. La Nissa, padrona di casa quest'anno qui ai Penalty Awards, al suo interno ha tantissimi dirigenti, ma quest'anno io avevo il piacere di invitarlo qui sul palco per dargli anche un giusto riconoscimento all'amministratore Antonio Marrone, che invito qui sul palco. E ci deve raccontare se questa Nissa, tutti dicono che ha un piede forse in Lega Pro, ma per scaramanzia non lo diciamo. Diciamo solo che siamo contenti di essere ospitati a Caltanissetta. Come si chiama il bimbo? Enrico, ciao Enrico. Amministrare una bella realtà come la Nissa non è mai facile. Avete un patron meraviglioso che probabilmente si fida molto di voi e fa bene perché siete l'ossatura di questa società. Ma questa società, dopo la Lega Pro, secondo lei ha anche un futuro? Il futuro della Nissa è incarnato nel cognome del presidente Giovannone. Per me rappresentare ed amministrare la Nissa costituisce solo un onore e non un onere, no? E io ho sempre ribadito che amministrare ed essere il legale rappresentante porta delle responsabilità. Io invece sono sempre stato serenissimo perché è veramente una passeggiata da quel punto di vista. E quindi da qui si può partire chissà per dei sogni meravigliosi. Anche per lei un riconoscimento come eccellenza siciliana all'interno dei Penalty Awards. Antonio Marrone, Nissa FC. Grazie, 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 grazie. Paola, dove sei? Devo prendere fiato, ho bisogno di te perché poi c'ho
Eccomi qua, tutto il fiato. guarda, sono alle tue spalle. Sei qui? Puoi andare a ricaricare le batterie? Devo È il ricaricare è le il batterie e poi momento. abbiamo il grande rush finale che sarà Esatto. scoppiettante perché c'è il campionato di eccellenza. E tu non li deluderai. Assolutamente. Vai A tra Ettore, poco. lasciami il palco perché è il momento adesso di vivere lo spettacolo. Lo facciamo attraverso un'artista palermitana che nel suo ultimo lavoro vuole un po' scardinare quelli che sono i pensieri stereotipati sulle donne, secondo cui le donne desiderano solo le cose materiali. E non è così. Ce lo racconta lei, Valeria Chiodelli. Cazzo mi frega della tua catena al collo, dei tatuaggi che hai scolpito sulla pelle, e i tuoi racconti finti sono balle, di quello che ti cali. Cazzo mi frega della tua tipa che è una vita che ti aspetta, della tua finta vita maledetta, e per sentirti così strano nel sociale, vedi come un animale. Lo sai, sei divertente, ma pensi veramente di essere speciale, ma vuoi una vita normale, qualcuno da amare, ballare in riva al mare, lontano da te. Vuoi una vita normale, il mare a Natale, e sulla sabbia bruciare, lontano da te. Azzo mi frega se hai spacciato l'altra sera, dei soldi facili, azzo mi frega se vuoi una vita ancora più spericolata, guarda che l'hanno già cantata. Ti senti figo, ti senti divo, persino a volte sì ti senti alternativo. Mi dici sempre queste cose qua, droga, soldi, tipe, troia e Cadillac. Lo sai, sei divertente, ma pensi veramente di essere speciale, ma vuoi una vita normale, qualcuno da amare, ballare in riva al mare, lontano da te. Voglio una vita normale, il mare a Natale, e sulla sabbia bruciare, lontano da te. Dei tatuaggi che hai scolpito sulla pelle, e i tuoi racconti finti sono balle. Sei un tipo imbarazzante. Sei un tipo imbarazzante, normale, qualcuno da amare, ballare in riva al mare, lontano da te. Esci dall'ambito, una vita normale, il mare a Natale. Sei un tipo imbarazzante, sulla sabbia bruciare, lo dico vero, sulla sabbia bruciare, lontano da te. Lo dico vero, sulla sabbia bruciare, lontano da te. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Ed eccoci qua, Valeria Chiodelli che ci ha presentato questo lavoro. E allora, cara Valeria, grazie di essere stata qui. Io volevo un attimo accennare quella che è un po' la tua storia artistica, perché il primo amore è stato sin da subito la musica, poi successivamente hai capito che ti piaceva anche il mondo social, lo hai abbracciato, sei diventata popolare, ma poi proprio attraverso i social qualcuno ti ha notata e ha detto perché non tornare al primo amore, ed è nato sì questo progetto che abbiamo appena realizzato. Questa tua presenza ci vuole anche far manforte del fatto che non bisogna mai rinunciare ai sogni. No, assolutissimamente. Intanto buonasera a tutti. Sì, io spero di trasmettere questo, non smettete mai di sognare, perché io dopo 40 anni ho realizzato il sogno che qualcuno si accorgesse di me, mi ha creato questo inedito. Speriamo che il prossimo sogno non si realizzi tra altri 40 anni. No, perché sarai un po' anziana, 80, Che tipo 80 anni, dove devo speriamo andare? prima, Quindi non anzi, smettete mai di sognare, perché chi smette di sognare ha già smesso di vivere. bellissimo messaggio, grazie Valeria, in Grazie bocca al a lupo tutti. per la tua carriera, Grazie a grazie di tutti. cuore, A grazie di presto. cuore.
Ebbene, il mondo dello spettacolo abbraccia diverse discipline, il canto, il ballo, la recitazione. Quando tutte queste convergono sul palco si chiamano eventi e tra poco presenterò sul palco un'eccellenza siciliana che ha stretta relazione col mondo degli eventi. Vediamo, scopriamo il nome, chi è? Eccellenza siciliana. Natale Campisi! Lo accogliamo con un applauso, lo accompagna il figlio Emanuele. Come dicevo poc'anzi, una stretta relazione con il mondo degli eventi, in quanto il mondo conosce questo cognome e lo fanno tutta la famiglia con grandissima professionalità. Natale, benvenuto, è un piacere averti sul palco, grazie davvero Emanuele. Benvenuto sul palco. E allora arriva subito il premio, ma ovviamente non posso esimermi dal chiederti quello che è il mondo degli eventi, un mondo così complicato ma anche affascinante che ti porta a viaggiare tantissimo. Certamente sì. Innanzitutto volevo ringraziare questa meravigliosa platea, le autorità, l'assessore regionale di Tamaio e tutti i giornalisti che ci seguono. Praticamente noi siamo venuti da Roma a ritirare questo premio, per cui tra l'altro dopodomani, il giorno 19, dentro la notizia partirà un altro tour nostro, che il Gambero Rosso di Mazara incontra le eccellenze del mondo. Per cui Canale 5 partiremo con questa puntata per toccare Rimini, Riccione, Miami, Londra, per cui ci sono tante cose nel cassetto, per cui dopo 42 anni di attesa, quindi stiamo spopolando un po' in tutte le parti del mondo. Ora lasceremo il testimonial a mio figlio Emanuele, per cui è molto importante per noi ricevere questo riconoscimento in questa meravigliosa Caltanissetta, in questo meraviglioso teatro. Grazie. Grazie Natale per aver riassunto un po' quella che è la vostra eccellenza siciliana, Natale Campisi. Grazie davvero. Emanuele, volevi dirmi una cosa? Mi raggiungi qui al centro? Sei un po' più alto, ci prova, ti tengo il microfono, vai, ti faccio da asta, mini asta. Io ci tenevo a chiamare qui sul palco a Ettore Tortorici per un riconoscimento. Ettore, raggiungimi, vieni qui, caro Ettore. Eccolo qua. Ancora mi sorprendono sempre Mettiti di più qui, i io Campisi. mi metto dall'altro lato. Ecco Mi qua, sorprendono così. sempre di più i Campisi. Bene. Questo è per me. Grazie, gentilissimo. Gentilissimo. Grazie. L'applauso a Campisi. Ettore Tortorici, Grazie. degno di questo Grazie. riconoscimento. Grazie Emanuele. Grazie. Grazie davvero. Beh, non sapevo che anche io ogni tanto... Vedi? Anche io ti faccio le sorprese che a confronto Barbara D'Urso non è nessuno. È vero. E invece c'è riconoscimento anche per te. E allora io ti lascio nuovamente Sì, sul anche palco. perché adesso c'è un Tengo momento io. importante. Grazie. Tengo io. Ettore Tortorici. Grazie. Allora, siamo in vena di riconoscimenti sempre più importanti all'interno dei nostri Penalty Awards e adesso c'è un premio che onora il ricordo di una persona meravigliosa che un po' tutti gli addetti ai lavori hanno conosciuto negli anni. Parliamo di Santo Palma. Dopo la sua scomparsa noi di Penalty, l'applauso arriva spontaneo. Dopo la scomparsa di Santo abbiamo deciso di dedicare il premio Un uomo per lo sport a questa figura che è andata via troppo presto e ci manca tantissimo. Profondo conoscitore del calcio nelle sue dinamiche e nei suoi linguaggi. Il premio importante legato al nome di Santo Palma si chiama Un uomo per lo sport. Eccola qua la clip e conosciamo coloro che quest'anno vincono il premio Un uomo per lo sport Santo Palma. Sono con noi Edi Tamaio e Pippo Franchina, che invito qui sul palco per ricevere questo importante riconoscimento nel ricordo di Santo Palma. Tra poco avremo anche qui sul palco Angela Coppola, la moglie di Santo Palma. Buonasera Pippo, buonasera Edi. Sono accanto a due uomini di sport a 360 gradi. È una Serie A che fa parte del ricordo della storia di tutti noi siciliani, non soltanto catanesi. E Pippo Franchina l'ha accompagnata negli anni, sino adesso, ancora tuttora, è un dirigente tra i più importanti del Catania FC. Però io voglio fare un passo indietro perché dico sempre che si parte dai dilettanti
e tu sei partito da là. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Ettore, grazie all'amico anche Edi Tamaio, col quale già ci conosciamo da qualche anno. Devo dire che se oggi mi trovo qua, intanto grazie a Ettore, perché sicuramente è sempre un onore. Sì, non si può andare avanti se non si è, diciamo, percorsa una strada. Io devo dire che nella mia esperienza qualche primavera ce l'ho. Ho iniziato a fare ho fatto tutte le categorie, dalla terza categoria, seconda categoria, prima, promozione, eccellenza, serie D, serie C2, serie C1, serie B, A, ho fatto tutto, ma credetemi, la cosa fondamentale è quello di metterci volontà, passione e soprattutto essere sempre umili, quello che ancora oggi, grazie a Dio, mi accompagna. Chi mi conosce sa che io non sono uno che ama le luci, ama la ribalta, cerco di lavorare sempre e di mettermi a disposizione della società con la quale lavoro. Oggi devo dire che idealmente condivido questo premio con Orazio Russo che chiaramente per me è come se fosse un fratello, un figlio più piccolo. Abbiamo lavorato assieme 24 anni, non è poco, credetemi. E vederselo privare dall'affetto, dal suo modo, oggi per me è veramente un piacere ricordarlo, perché non si può dimenticare una persona come Orazio. Grazie Ettore, che mi ha dato anche la possibilità di ricordare un uomo, un amico, un calciatore e un professionista. Tengo a precisare che lo scorso anno proprio Orazio Russo era su questo palco e ci è sembrato giusto iniziare questa 13ª edizione nel suo ricordo con questo video bellissimo e con questa canzone inedita scritta appositamente per ricordare un evento purtroppo tragico. Edi Tamaio, da dove partiamo? Perché si parte facendo il calciatore, poi si diventa dirigenti, adesso si diventa anche assessori, si racconta la Sicilia, si parla della Sicilia, si costruisce chissà forse una Sicilia migliore, ma il calcio rimane sempre un punto fondamentale. Intanto grazie per l'invito, grazie per questo riconoscimento importante. Io dico sempre che lo sport è vita. Ogni tanto faccio un post, mi faccio la mia corsetta, sono salutista, cerco di mangiare bene, di tenermi in forma, ma questo è come dire, è un valore che ho avuto tramandato da mio padre, perché saluto qui, che anche qui lui tra il pubblico, ho cercato di trasmettere ai miei figli. C'è qui Aristide, l'altro piccolino, io speravo che facessero vela o windsurf, hanno scelto di fare calcio, quindi non abbiamo avuto speranze, e attraverso il calcio si cresce, attraverso lo sport dicevo poc'anzi, si cresce non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista proprio della personalità. Il calcio ti dà l'idea di come si può competere in maniera leale, in maniera seria. Il calcio ti dà quei valori importanti dello spogliatoio, io ne parlo sempre, il senso di fare squadra, il senso dell'appartenenza, il senso del valore della tua maglia, della maglia che indossi. Ecco, queste cose te le porti nella vita. Quando poi un giorno smetterai di giocare, ti porti queste cose nella vita. Poi qui ci sono tanti amici, gente con cui in campo ci siamo scontrati, ci siamo dati delle belle mazzate, però poi il calcio ti dà questa idea, questa impressione di fratellanza, di stare bene insieme, e poi quando ci sono queste occasioni, questi momenti, uno si abbraccia e non è successo mai nulla. Ecco, questo è il valore dello sport, è il valore del calcio, e io ti ringrazio per avermi oggi premiato. Grazie, consegniamo subito la targa sia a Pippo Franchina e sia ad Edi Tamaio nel ricordo di Santo Palma per il premio Un uomo per lo sport. Grazie, 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 grazie. Ciao, buonasera. Allora, abbiamo detto poc'anzi della presenza anche di Angela Coppola, vedova di Santo Palma. Lei da sempre è presente nel ricordo di Santo, nel contesto del premio. Anche questa sera la trovo qui emozionata e la voglio accogliere con un doppio applauso del pubblico. Ciao Angela.
non ti ho voluto fare premiare nessuno perché voglio che sei protagonista per i prossimi 40 secondi tu di questo palco nel ricordo di Santo, che questa sera si percepisce, la sua presenza è continua, le sue conoscenze ci hanno anche fatto crescere. Io dico che sono passati già un po' di anni, ma il ricordo è sempre dentro di noi, ma probabilmente anche dentro di te. Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Per me ogni anno poter essere qui e consegnare questi premi in memoria di Santo è un modo anche per tenerlo ancora in vita nei nostri cuori e nella nostra mente. Quindi sia io che i miei figli da sempre abbiamo dal primo istante cominciato a percorrere quella che era la sua più grande passione e speriamo di poterlo portare lì dove purtroppo la vita non gliel'ha consentito. Angela, sei ancora più emozionata delle altre 2 passate edizioni. Voglio darti subito la targa per ricordare questo momento, eccola che arriva, e dico sempre che il connubio Penalty Awards e Santo Palma, e in questo caso anche Angela Coppola, sarà sempre importante per noi. Grazie altrettanto. Grazie. Grazie. Nel calcio bisogna essere dei manager oggi, in questo calcio moderno 2026. Bisogna avere il coraggio di prendere anche delle decisioni e spesso e volentieri queste decisioni servono per far crescere la società dove si lavora. Invito qui sul palco per ricevere il premio Football Manager 2 importanti, chiamiamoli dirigenti, ma non solo. Eccoli qui. È un premio che serve da sprono anche per coloro che si avvicinano al mondo del calcio. Alessandro Bonaffini e Davide Cicero, entrambi il calcio sì che lo conoscono e come se lo conoscono, uno dal punto di vista giovanile e l'altro da calciatore ma adesso da dirigente, attuale direttore sportivo del Ragusa Calcio. Ciao Davide, benvenuto a Davide e benvenuto anche ad Alessandro Bonaffini, che tra poco ci darà anche idea di quello che succederà la prossima stagione. Davide, il calcio giovanile, i tornei Sicilia che sono conosciuti in tutto il territorio italiano e non solo, la vostra agenzia tra l'altro adesso si avvicina anche al management, questo dimostra la crescita anche di un manager giovane come sei tu. Grazie Ettore, grazie a tutti voi, è davvero piacevole ricevere un invito in una cornice così prestigiosa con tanti amici che hanno preso parte a questa manifestazione. Quest'anno tra l'altro Tornei Giovani Sicilia, la nostra agenzia ha compiuto l'importante traguardo di 10 stagioni sportive alla guida dell'organizzazione degli eventi. Siamo diventati la prima realtà in Italia per numero di eventi realizzati, per numero di atleti che hanno preso parte, soggiornando e facendo turismo non solo nella nostra Sicilia ma in tutto il sud Italia, e ormai abbiamo anche creato il secondo brand Event Sport con cui organizziamo anche eventi, manifestazioni, training camp in tutta Italia e anche all'estero, a Malta, in Ungheria, ed è veramente piacevole poterlo fare portando sempre in giro il nome della Sicilia che abbiamo sempre scolpito nel cuore. In più abbiamo costituito insieme a 2 amici, a Matteo Sassano e a Racid Innocenti, Elite Football Hub, che è un'agenzia di procure per cercare di lanciare nel calcio professionistico i giovani talenti. Abbiamo già ricevuto dei importanti traguardi e consensi da parte di calciatori che oggi sono nei settori giovanili, dalla primavera all'Under 17, di Serie A, Serie B, e anche nel Catania ci sono tanti ragazzi di assoluto talento che speriamo di continuare a seguire nel loro percorso. Perfetto, ha dato il quadro completo, complimenti al nostro Cicero. Invece Alessandro, stagione bellissima, salvezza raggiunta, sei un manager del calcio, prima in campo, adesso attraverso la tua opera di management, di manager all'interno di una società, gli obiettivi quali sono? Intanto avete salvato quest'anno la categoria, ma secondo me stuzzica anche la possibilità di partecipare ad un progetto forse un po' più grande? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito, grazie per il premio. Sicuramente dietro a tutto ciò c'è amore, passione, sacrificio soprattutto di mia moglie che mi sopporta, mi è sempre stata vicina sia da calciatore, ora da dirigente, perché fare il direttore sportivo è abbastanza impegnativo, un po' complesso, però credo che questa stagione mi ha regalato una gioia bellissima, perché un traguardo difficile,
duro, una salvezza quasi impossibile da raggiungere, poi tra l'altro facendo un play-out contro una squadra importante come Messina non è stato mica facile, quindi sofferenza fino al 120esimo e poi è stata una gioia immensa tutto ciò. Complimenti. Vi diamo subito il riconoscimento Davide Cicero ed Alessandro Bonaffini per quanto riguarda il premio. Complimenti ancora a due manager siciliani che stanno costruendo la loro carriera con grandi passi. Grazie. Paola, sei qua. Sono qui, stavolta Sì. volevo non farti urlare il mio nome, ma eccomi qua, sono accanto a te perché è arrivato un momento bello, perché andiamo a premiare un personaggio che, permettimi di dirlo, è una nouvelle vague della comicità. Io ho avuto modo di condividere il palco con lui, devo dire che la sua è una comicità... Hai fatto la comica anche tu? No, io ci sono nata comica, non la faccio. Il suo modo di fare comicità è abbastanza anacronistica rispetto a tutto quello che c'è È in vero. giro, quindi è un personaggio che merita. Vediamo la clip. Vediamo, personaggio TV web. Vediamo chi vince quest'anno il personaggio TV web ai Penalty Awards 2026. Lo accogliamo qui con un grande applauso, Andrea Russo. Andrea Russo, eccolo qui. Il vero, dico unico, comico siciliano, tra virgolette catanese, chiudo virgolette, che ci fa ridere in una maniera surreale Andrea. e meravigliosa. Vieni al Ciao, centro, Andrea. caro Andrea, benvenuto. Buonasera Andrea. No, dove vai? Dove Dove? Resta qui, resta Allora, qui. so che il microfono glielo aprite? Non gli hanno aperto il microfono. Sì, adesso sì. Buonasera, ciao. Buonasera applauso a Andrea, è Buonasera. un onore per me ritrovarti sul palco. Ci Sì. conosciamo da poco, abbiamo solo condiviso una volta, ma c'è stata Vuole fare la una bella comica, ma sintonia. non ci riesce. Ma no. Allora, Assolutamente. Andrea, sei stato veramente la sorpresa del web, sei gettonatissimo, seguitissimo, adesso con il tuo nuovo tour addirittura fai Sì. sold out, spiegaci bene, o siamo pazzi noi o sei bravo tu? Sicuramente pazzi voi. Vabbè, io intanto volevo dire una cosa a te, Sì. perché ho visto tutti quanti che salivano e giustamente ringraziavano, grazie. Io sono venuto a dire prego, perché tutti ti hanno detto solo grazie, quindi era giusto per aiutarti. Era Poi giusto, grazie. sì, io sono in giro. Tra l'altro, a parte te, nessuno mi avrebbe mai invitato a una cornice in cui si premiano i calciatori. Io ho dato questa gioia a mio padre che mi è venuto a vedere e dice gioca a pallone, ma io facevo cagare e non potevo. E quindi una volta mi è venuto a vedere giocare, dopo una partita è tornato a casa con un altro bambino, talmente avevo giocato male, quindi non è Mamma, che stato figuraccia che non hai è fatto. stata una cosa Ed bella. è stato lì che ti ha detto mi fai ridere e Esatto, fai ridere, è meglio hai che- preso la palla al balzo, esatto, quindi esatto. sì. Poi, tra l'altro, non so, qualcuno mi ha visto per caso, così magari mi presento come giusto che sia. Allora, no, Andrea, nessuno. Andrea- Perché giustamente mi guarda e dice che c'è Caparezza. Poi Vero, sono- vero? Te l'avranno detto in molti, no? Oppure i più giovani, no, e te le spalla Bob. Io pensavo quello, Vedi? Oppure, guardando vabbè, i Simpson. ero a Milano, stavo guardando uno spettacolo a teatro, così come loro. Da dietro sta signora mi fa no a Levi. Hai presente a Levi? Levi, c'è il pianista, come no? Mi ha scambiato per l'eccellenza della musica. No, perché mi dicevo, signora, non sono a Levi. No, a Levi dico non ci vero una minchia, questi capiti. Ah, ecco, invece era sai- solo un ma equivoco. perché lo spettacolo permette di fare queste cose. qui, Vabbè, dai, ci sta Allora, Andrea. noi ti dobbiamo premiare perché sei stato veramente il personaggio secondo noi più interessante nel panorama web e TV. Mi fai Un po' meno TV, più web. Più web, più Però c'è in giro un tour che è partito, vuoi dare qualche data? Sì, io vabbè, adesso quest'estate sto perfezionando lo spettacolo nuovo. Da settembre comincio questo tour per l'Italia che poi voglio chiudere a casa mia a Catania Direi. con la grande. No, anche perché lui ha un grandissimo successo nei teatri anche non siciliani. Ma come fanno a capirti con il tuo linguaggio? Posso, perché la nostra lingua è molto onomatopeica. Ah, ho capito. Cioè, tipo per esempio, la usiamo tutti la parola tumpolata. Certo, come Ok, no, dai. tumpolata chi è? Aspetta, è uno schiaffo dato di lato, lata, e fa tump.
è perfetta, capito? Mi capiscono dovunque, perché noi perfetto. siamo Beh, perfetti. È un po' come siciliano. sulla falsariga di Fiorello, no? Perché Fiorello Esatto, il siciliano lo fa diciamo sentire in ogni dove, ci capiscono tutti grazie a lui che ogni volta ci fa fare delle figure splendide. Io lo amo. Premiamo Andrea e lo facciamo con la presenza sul palco dell'assessore allo sport e spettacolo del comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, che ci raggiunge o è già andato via? È già andato via probabilmente. Allora te la consegniamo noi, va bene lo stesso? sì. Allora Andrea, grazie, questo grazie. riconoscimento è giusto. Non siamo assessori, ma è Non sport siamo e assessori, spettacolo, ma tranquillo. siamo amanti dello sport e dello Ecco spettacolo. qua. Vabbè, se vedete l'assessore ditegli che ho qualche data libera per l'estate. Ecco, Buono. Cioè, cerchiamo stai di già fare vendendo qualche- Non ci provo, Paola, utile. ci provo sempre. Ma fai una cosa, passando, fai così ai campisti che tutto il mondo ti fanno girare. Diglielo, signori campisti, guardate che c'è qui, Campisi, Vedi? vita mia. Ecco, come- vedi? Andrea Grazie Russo. Andrea Russo. Grazie. Grazie Sì, davvero. puoi andare di qua, di là, vai Dove vuoi? vuoi. Lascia il microfono, Ok. lascia 100 euro, fai quello che vuoi. Grazie Andrea. Bene Ettore, ancora la serata è lunga, io ti lascio il Ho palco. da premiare tutti i ragazzi riguardanti Esatto. il campionato di eccellenza. Io per ti cui lascio. Ci lasci? Ti lascio, Allora io colgo l'occasione per ringraziarti, la tua presenza e la tua bellezza come al solito e la tua classe, se mi permetti di aggiungere, è stata la ciliegina di questa manifestazione. Grazie Paola Parisi. Grazie a tutti voi, grazie Ettore Tortorici, viva i penalty, ciao, buona Grazie. serata. Ho da presentare l'allenatore più importante del calcio dilettantistico siciliano e vince i Penalty Awards, un amico anche della nostra trasmissione televisiva Penalty, vince come miglior allenatore siciliano un siciliano, Francesco Di Gaetano, qui sul palco per ricevere questo meraviglioso riconoscimento, anche perché Francesco, ad inizio stagione, se ti ricordi, in trasmissione si parlava di una possibile società che ti avrebbe coinvolto in un progetto. Quest'anno il progetto della Nissa ti è piaciuto, è arrivato un po' più tardi, però poi alla fine ti sei preso tutte le più belle soddisfazioni di questa stagione. Sì, ma intanto colgo l'occasione per ringraziare ulteriormente e nuovamente il mio presidente che mi ha dato questa opportunità, che era l'opportunità che, come parlavamo noi all'inizio, era quella che aspettavo, quella che cercavo e quella di cui avevo bisogno per dimostrare appunto che ero pronto per fare un campionato di vertice. Sono contento per la stagione, certo, se avessimo vinto il campionato sarebbe stata un'altra cosa, però c'è da prendere comunque tanto di questa stagione, anche quando non vinci comunque impari qualcosa e quindi siamo soddisfatti. Poi siamo riusciti a vincere i playoff e mi auguro che possano servire a qualcosa di veramente importante. Secondo me sì. A premiarti un giornalista sportivo, addetto stampa del Mazzara Calcio, qui con noi Piero Campisi. Ciao Piero. Francesco, volevi coinvolgere il tuo collaboratore diretto? Lo facciamo salire sul palco perché effettivamente avete lavorato insieme quest'anno. Assolutamente sì, perché ritengo che quando ci sono queste manifestazioni e vengono dati questi riconoscimenti, dietro ci sono persone che lavorano, dello staff tecnico al completo, i ragazzi che comunque ti danno la possibilità di raggiungere questi obiettivi attraverso grandi risultati e grandi numeri, quindi mi piacerebbe condividere qua su questo palco il tutto con il mio vice Vincenzo Borretto. Allora ci raggiunge qui sul palco. Nel frattempo Piero, una battuta, poc'anzi abbiamo festeggiato il compleanno del Mazzara Calcio nella speranza che anche il presidente possa regalare nuove emozioni a tutti i mazzaresi. Se l'ha detto stampa e sappiamo benissimo tutti i sacrifici anche in un campionato tortuoso come quello di promozione. Premiare oggi l'allenatore più importante della stagione per quanto riguarda il campionato di Serie D credo che sia anche una tua bella soddisfazione professionale. Allora, intanto buonasera a tutti, calciatori, società, l'onorevole Edita Maio qui presente e pubblico. È un onore ritornare a Caltanissetta nell'Olimpo del calcio, come chiamo io, no?
E premiare Di Gaetano, che l'ho conosciuto da calciatore, ho avuto modo anche di intervistarlo in altri campionati, è un grande onore, anche perché quello che ha fatto quest'anno per Caltanissetta, lui, il presidente Giovannone e tutta la società, è qualcosa di indelebile che per Caltanissetta può rimanere storico. Pensate, se arriva un eventuale ripescaggio sarebbe un grande miracolo, ma loro già il miracolo lo hanno già fatto e sono convinto che il prossimo anno faranno un grande campionato. Io ho avuto il piacere a te, nei miei eventi, di farti premiare Alberto Gilardino, Cristian Brocchi, quest'anno abbiamo avuto l'allenatore della nazionale italiana di calcio Soncin, il direttore di Rai Sport, per cui vivere in questo contesto da giornalista, da addetto stampa, mi fa sentire a casa, e soprattutto davanti a queste grandi figure che onorano il calcio ricevi un grande prestigio, no? E questo a un giornalista fa onore. Sono contento per te. Allora, nel frattempo consegniamo la targa a Piero, che a sua volta la girerà al nostro premiato Francesco Di Gaetano. Una battuta a questo punto lo dobbiamo dire anche con il collaboratore più stretto, più vicino al caro Francesco, e dico: ma è cattivo anche con i collaboratori oppure poi alla fine è un buono? No, diciamo che è molto meticoloso nel lavoro, e quindi, ma considera che fino a stamattina mi ha mandato cosa ne pensavo di un'esercitazione, quindi già stiamo pensando già al prossimo anno. Abbiamo fatto un percorso eccezionale, i numeri sono chiari, in 22 partite che abbiamo fatto alla Nissa abbiamo perso solo una partita, a girone del ritorno abbiamo subito appena 9 gol, quindi di cui uno su straordinaria. Abbiamo fatto un percorso pazzesco. Perfetto. Bene, grazie. Abbiamo anche un riconoscimento per Piero Campisi. Sì. Però rimani qui perché mi devi suggerire un altro premio. Nel frattempo arrivano anche le foto e dico buon lavoro per la prossima stagione, perché sarà una stagione molto impegnativa, qualunque essa sia, soprattutto la categoria dove andrete a giocare. Grazie, arrivederci. Ciao Ciccio. Ciao. No, rimani qui Piero, perché so che c'è da consegnare un riconoscimento anche ad una persona molto vicina al gruppo Campisi. Tra l'altro questa sera è stata anche qui sul palco. La vuoi annunciare tu? Allora io con grande onore mi piacerebbe rivedere qua sul palco dell'Olimpo del calcio, come l'ho chiamato io, Giada Giacalone, che è la giornalista di punta di Sport Italia e che è quella che vediamo ogni giorno, perché c'è il gruppo Campisi che vuole assegnare un riconoscimento di merito per la sua carriera, che la porta sempre più in alto nel mondo del calcio. Ed è giusto farlo qui sul palco dei Penalty Awards. Eccola qua la targa per immortalare questo momento, e che dire, complimenti, perché torni a casa con 2 premi, non più con 1. Grazie a Giada, grazie a Piero e grazie anche ad Emanuele. Grazie ragazzi. Ho parlato di ragazzi, ho parlato di young, e allora a questo punto premiamo i giovani, perché sono il futuro della nostra voglia di emergere, e abbiamo subito per i Penalty Young qui sul palco per consegnare ad Aristide Tamayo il riconoscimento, accompagnato da Giovanni Castronovo. Abbiamo Giovanni Merola accompagnato da Alfredo Finocchiaro, e poi infine Francesco Racca accompagnato dal presidente dell'ACI Bonaccorsi Calcio Giuseppe D'Antone. Ciao Giovanni. Eccoci qui, sono giovani, rampanti e hanno tanta voglia di emergere. Ciao Giovanni, buonasera direttore. Abbiamo anche Ciccio Racca e abbiamo anche il presidente dell'ACI Bonaccorsi, Beppe D'Antone, vicino al tuo giocatore, perché bisogna essere vicino fino all'ultimo. Allora, che dire Giovanni, sei stato una delle sorprese di questa stagione da parte dell'Icata, quindi
era giusto questo riconoscimento a questo tuo giovane talento. I tuoi 30 secondi di emozioni come li vuoi raccontare? Sono molto contento di questo premio personale che porta il coronamento di una stagione perfetta con il Licata, sia a livello personale ma in collettivo, quindi ringrazio la società e lo staff che mi ha permesso tutto questo. Anche meno di 30 secondi, complimenti. Direttore, ha riportato questo Licata dove meritava e adesso bisogna costruire, perché mattone dopo mattone la stagione prossima sarà ancora più impegnativa. Tra l'altro non sappiamo neanche se c'è una conferma, perché le voci sono tante. Allora, dando la squadra l'ho portato solo io, l'ha portato anche la società e il presidente, che quello che ha messo tutto anche a livello economico e di budget. Un ringraziamento sicuramente al mister che ha fatto tantissimo. Per quanto riguarda devo dire l'organizzazione di questo campionato, devo fare i complimenti alla Lega perché hanno organizzato anche quest'anno un ottimo campionato. Mi posso permettere di dire che non è l'eccellenza siciliana il presidente Morgana, ma penso che è nazionale. Giusto. Non penso che altre regioni abbiano un presidente come il nostro e Santino Lopresti. Penso che prima o poi dovranno dare un riconoscimento a un presidente che ha dimostrato che a livello nazionale, a livello regionale non ci sono, c'è sempre una linea giusta e le persone si possono lottare un campionato, perché sappiamo l'importante non è anche vincere, è giusto, perciò dare una serenità anche. Però vincere anche in una maniera importante come è successo a Licata. Francesco Racca, giovanissimo, campionato di promozione, perché abbiamo premiato un componente giovane del campionato di Serie D, un componente del campionato di eccellenza, un campionato appunto del campionato di promozione. Vieni dagli giovanili del Catania, ma quest'anno hai accompagnato una stagione bellissima della Cibona Accorsi, che non ha vinto il campionato, però ha tirato fuori tantissimi talenti. Intanto grazie dell'invito, essendo per me un grande orgoglio, perché il primo anno tra i grandi dopo tanti giovanili, è un orgoglio essere qua. E sono contento per te, perché so che hai lavorato tantissimo, c'è stato anche un brutto infortunio che insomma hai recuperato. Presidente, questo AC Bonaccorsi ha accompagnato tantissimi giovani per una stagione di salvezza tranquilla e chissà, magari tentare i prossimi anni di fare qualcosa ancora più importante. Intanto buonasera a tutti. Sì, Ettore, abbiamo per il secondo anno di fila abbiamo centrato l'obiettivo che era quello di valorizzare i giovani. Oltre Francesco abbiamo valorizzato tanti altri e facciamo il passo, non facciamo il passo più grande della gamba. L'anno prossimo c'è onestamente nella nostra testa di fare qualcosa in più di una salvezza, ci lavoriamo, ma sempre con molta calma. E con molta parsimonia, perché gestire un campionato è sempre molto difficile. Sei vicino ad una persona che probabilmente hai visto crescere, e dico sempre che non è mai facile emergere, anche e soprattutto per il cognome che si ha, ma in questo caso Aristide ha lavorato sul campo, guadagnandosi i galloni anche di talento, conquistandosi un posto da titolare anche spesso e volentieri in Serie D, e non è facile. Hai messo sicuramente tantissimo di te e adesso stai raccogliendo i frutti. Stai continuando questo progetto di crescita. La Nissa non è sicuramente una società di passaggio, credo. Potrebbe pensare anche di farti diventare pian pianino, che so, un leader. Sì, intanto buonasera a tutti, è stata una stagione fantastica e voglio ringraziare soprattutto il mister per l'opportunità che mi ha dato, anche il presidente e anche la società del Nissa e anche tutto lo staff e soprattutto anche i compagni e coloro che mi sono stati sempre accanto sin dall'inizio. Sono tutti giovani e sono tutti emozionati, mentre invece secondo me tu non sei per niente emozionato, Giovanni. Emozionato perché hai vicino Aristide, però è anche vero che sei emozionato perché comunque il contesto del calcio dilettantistico ormai ti appartiene, e quest'anno l'esperienza a Caltanissetta probabilmente ti ha dato nuovi orizzonti, o sbaglio? Ma quando ricevi l'onore di essere chiamato da un grande presidente quale è Luca Giovannone, non puoi che rispondere sì. Dopo 15 anni di eccellenza ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per fare il grande salto. Ho accolto con gioia e con impegno, diciamo, questo nuovo incarico che mi veniva dato, e devo dire che alla fine della stagione i risultati non possono che essere lusinghieri, sia dentro
che fuori il campo, perché a prescindere dal risultato sportivo è sotto gli occhi di tutti e che ancora, incrociando le dita, non è detta l'ultima parola, perché in Serie C si può andare alla porta ma si può andare alla finestra. Mi piace questa battuta. E che siccome sono un ottimista mi vedo il prossimo anno al Cibali, mi vedo alla Rechi, mi vedo a San Nicola. Bene, bene. Mi auguro che insomma le mie parole possano trovare concretizzazione. E sono stato accolto molto bene nella città di Caltanissetta. Volevo solo spendere una battuta su Aristide, perché Aristide, oltre ad essere, diciamo, un grande ragazzo, per me è come se fosse un secondo figlio, alla stessa età di mio figlio, sono cresciuti insieme, seguivamo prima la Parmonval, prima delle partite c'è presente Aristide, c'è Edi, noi dove andavamo c'erano questi ragazzi che gironzolavano per il campo prima della partita e grazie al presidente Giovannone, che non è solo un grande imprenditore ma è anche un intenditore di calcio, noi stavamo guardando Parmonval Bagheria, al che ci siamo guardati e abbiamo detto: ma che ne pensi di Aristide se lo portassimo alla Nissa? Ne abbiamo parlato ovviamente con lo staff tecnico. Aristide si è messo a disposizione, ha fatto un mese di ambientamento, poi è entrato in pianta stabile e da quel momento la Nissa non ha mai perso. È entrato all'indomani la sconfitta con la Regina e poi non ha perso. Questo alla faccia di chi pensava che Aristide fosse alla Nissa perché è un cognome... Non è così, non è così. Ma poi... Il campo è poi un'altra cosa. La logica, se noi giochiamo per vincere, noi non possiamo mettere una persona giusto perché è un amico, lo mettiamo perché è bravo. E Aristide è bravo semplicemente per una cosa, perché sa fare le cose semplici, e fare le cose semplici è a volte difficile, e lui ci riesce. Giusto, giusto. Allora, portiamo i riconoscimenti per i ragazzi. Allora, diamo questo a Giovanni che tra poco lo consegnerà ad Aristide. Diamo giustamente i riconoscimenti e con l'applauso del pubblico possono giustamente consegnarli ai giovani talenti che oggi ai Penalty Awards abbiamo presentato. Grazie. Voi andate via, rimangono i dirigenti perché ho un riconoscimento anche per loro. Grazie, rimanete. Diamo il riconoscimento a Beppe D'Antone e ad Alfredo Finocchiaro. Ok. Grazie, vi congedo e vi do appuntamento anche per il prossimo anno. Mentre invece a te ne diamo una un po' diversa, perché abbiamo ritenuto giusto premiare la tua costanza, la tua determinazione, il tuo sapere di calcio messo a disposizione in questo caso alla Nissa, ma non soltanto alla Nissa, perché hai cresciuto tantissimi talenti alla Parmonval e quindi questo riconoscimento come eccellenza sportiva siciliana è sicuramente strameritato. Giovanni Castronovo. Grazie Giovanni. Grazie. Abbiamo l'infornata finale, quella più importante, perché è il momento di conoscere finalmente i vincitori e poi andremo a chiudere del campionato di eccellenza e lo facciamo subito presentando la schermata come miglior portiere quest'anno nel campionato di eccellenza per il ruolo più difficile secondo me insieme a quello dell'attaccante. Vince i Penalty Awards 2026 Federico Valenti del Licata Calcio, che ci raggiunge qui sul palco. Federico ha vinto un campionato, è un nome importante nel mondo del calcio dilettantistico, grandi sacrifici perché adesso si diventa grandi con l'età e quindi si fa famiglia e quando si fa famiglia il lavoro impegna anche considerevolmente. Per te il riconoscimento e per te i tuoi 30 secondi di gloria in questo caso. Sì, lo voglio dedicare alla mia famiglia, alla mia bambina Celeste che mi sono sempre stati nei momenti difficili durante la mia carriera ed è tutto per loro. Perfetto, complimenti e in bocca al lupo anche per la prossima stagione. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Federico Valenti. È il momento adesso di conoscere un altro ruolo importante, quello del difensore. Chi vince quest'anno i Penalty Awards? Miglior difensore del campionato di eccellenza quest'anno ai Penalty Awards 2026 è Pasquale Porcaro del Licata Calcio. Licata che fa incetta anche di premi.
Vedo che sta salendo Alfredo perché probabilmente è già andato via e va bene pure, tanto hai rappresentato il Licata alla grande quest'anno, allora è dovuto andare via prima, sì, perché l'avevo già visto. Va bene, allora riconoscimento che porgerai a Pasquale. Penso che ha fatto veramente un ottimo campionato, è stato veramente un leader all'interno della squadra. Sono orgoglioso di averlo avuto più di un anno con me. Penso se l'è meritato tutto. Assolutamente, non per niente ha vinto i penalty awards. Ok. E quando parliamo di Licata, parliamo sicuramente anche di un personaggio meraviglioso che ha accompagnato il boom del Licata degli anni 80, sul fine degli anni 80, poi ha proseguito con una carriera anche di grande qualità. E noi anche quest'anno abbiamo un premio alla carriera, lo vediamo subito con questa clip. Il premio alla carriera calcistica quest'anno ai Penalty Awards 2026 viene assegnato a Maurizio Miranda, allenatore attuale che lavora con Giacomo Modica, che ha assaporato addirittura la possibilità di giocare la prossima stagione la Conference League. E dico sempre, ti ho abbinato al ruolo del difensore perché tu eri un difensore, avevano grandi difficoltà ogni volta a superarti, Ma innanzitutto buonasera, intanto era un calcio diverso da adesso, per cui i falli che si facevano prima non si possono più fare. Erano falli nascosti anche. Non facevi più di 2 o 3 presenze, per cui è un calcio tutto diverso. Intanto volevo ringraziare per l'invito, che è stata una cosa gentile che ho apprezzato tanto. E poi la cosa più bella è di aver visto tanti amici del mondo del calcio, perché questi sono i momenti più belli dove noi ci incontriamo e ci rivediamo, ma più che altro ci ricordiamo dei bei ricordi. Ricordando i vecchi ricordi, parliamo invece di quelli attuali. Con la collaborazione di Giacomo Modica sei riuscito anche a regalare a Malta un sogno di una qualificazione praticamente internazionale. Ma noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna di entrare nell'Europa League, che era una cosa impensabile per tutti noi, ed è stata un'esperienza molto bella perché è un calcio diverso da quello che si vede qua in Italia, però ripeto, sono delle emozioni che ti rimangono poi per sempre. Era l'unica serie che mi mancava, la Serie A. Sono andato l'anno scorso in una squadra maltese di Serie A e ho centrato pure l'Europa League dei gironi. Che bella soddisfazione! Allora ti porti a casa questa doppia soddisfazione, raccogliendo anche il premio alla carriera che ti viene consegnato ai Penalty Awards 2026. Maurizio Miranda, complimenti e buon lavoro per la prossima stagione. Riprendiamo, siamo proprio al rush finale, è il momento di conoscere il miglior centrocampista del campionato di eccellenza e parte la clip. Chi sarà? Stagione 2025-2026, miglior centrocampista quest'anno ai Penalty Awards 2026 è Michele Papa, Camarat 1972. Dovrebbe raggiungerci da un momento all'altro perché l'avevo visto, è arrivato. Uno dei centrocampisti più importanti di questa stagione. Ti abbiamo visto fare delle cose bellissime. Complimenti, ti porti a casa il riconoscimento come migliore centrocampista. E questi 30 secondi come li vuoi spendere? Volevo ringraziare la società, il mister, i miei compagni che sono qua, quelli che sono a casa. È una grande soddisfazione, anche perché ho passato 2 anni brutti a livello di infortuni, non me l'aspettavo di tornare in campo così. Se è stato così è grazie solamente a loro, mister, compagni, staff, società, tutti. Complimenti e in bocca al lupo anche per la prossima stagione. Grazie a Michele Pane, miglior centrocampista. Passiamo adesso anche al ruolo dell'attaccante. E lì insomma sono nomi importanti. Quest'anno i Penalty Awards come miglior attaccante vengono assegnati a Ignazio Pierce, Camarat 1972. Camarat che ha fatto incetta di premi, a dimostrazione che anche quando non si vince
I segni rimangono e soprattutto le stagioni non vengono dimenticate, e in questo caso Pierce ha dimostrato anche con tanti gol, e poi il fatto che si sia ambientato in maniera velocissima in un gruppo, lui che viene dall'Argentina, vi posso assicurare che non è mai facile. Eccolo qua in fondo alla sala, ci sta per raggiungere Ignazio, che porta a casa questo riconoscimento. Torni in Argentina per le vacanze o rimarrai in Sicilia? Perché so che sei innamorato della Sicilia, quindi rimani qua in Sicilia. Per intanto ritira subito il premio, eccolo, e ti chiedo, rimani in Sicilia perché ami la Sicilia o perché hai voglia di ritornare di nuovo in campo? Rimango qua a Sicilia. Per la vacanza? Sì, faccio. Poi di nuovo subito in campo? Certo, sì. Per tentare, chissà, di vincere la prossima stagione. Ancora non si sa, prima facciamo vacanza che ce l'avevamo meritato. Benissimo, allora complimenti, buona vacanza e soprattutto in bocca al lupo per la prossima stagione. Miglior attaccante del campionato di eccellenza. E adesso, ahimè, arriva la dolente nota, perché quando devo annunciare la clip del miglior allenatore, io dico sempre che tutti i 3 che vanno in gara meriterebbero di vincere, però come ha detto anche il presidente Morgana c'è un vincitore. Questa è una gara, tra virgolette gioco, a cui bisogna un po' attenersi, e quindi anche quest'anno avrò la brutta gatta da pelare e comunicare il nome come miglior allenatore della stagione 2025-2026 nel campionato di eccellenza. Quest'anno i penalty vengono assegnati a Filippo Raciti, Modica Calcio. Filippo Raciti che fa incetta di premi. Io dico sempre che vincere è bello, non è mai facile ripetersi. Invece Filippo ha questa capacità di ripetersi ogni anno perché è un tenace, è uno che non molla mai, ritira il premio. E soprattutto è uno che porta a casa un risultato sempre positivo, perché costruisci un gruppo e poi le società in cui tu lasci un segno si ricorderanno sempre di te per la tua schiettezza e anche per la tua competenza, io aggiungerei. Allora, guarda, intanto volevo condividere e fare i complimenti al mister Cammarata, al mister Bonfatto, perché sicuramente non è un premio a scalfire o a rovinare quello che di grande è stato fatto durante la stagione. Poi volevo ringraziare te perché dai voce ai dilettanti, dai visibilità, e questo non è né facile né scontato. Poi ovviamente vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità, che è la mia società, e chi mi ha seguito durante questo percorso, perché ringraziare i ragazzi credo che sia riduttivo, perché lavorare e costruire un gruppo così di uomini veri e raggiungere quello che si è raggiunto con risultati e numeri incredibili non è facile, quindi grande merito a loro. E in bocca al lupo anche per la prossima stagione. E poi ovviamente alla famiglia, perché è la cosa più importante, perché ci permette ogni giorno di fare questo. Fa sacrifici pure lei. Grazie, ciao caro Filippo. Ha fatto bene a ricordare la straordinaria stagione di Fabrizio e anche quella di Lillo. E adesso, per premiare il miglior dirigente e chiudere quindi la nostra serata, vogliamo dire il nome? Lo facciamo subito. Sì, il miglior dirigente di quest'anno per il campionato di eccellenza. Il premio viene assegnato esattamente a Vincenzo Coffa, presidente del Calcio Avola 1949. La presenza ancora felice di una serata di gloria, quella di domenica, dopo la vittoria purtroppo contro una squadra siciliana. Buonasera Presidente. È il figliolo? Benissimo, che non lo lascia mai. Consegniamo il premio, però io volevo condividere con lei questo momento quasi finale della nostra serata con la presenza anche sul palco di un altro dirigente della Nissa. Io l'ho detto, la Nissa è padrone di casa indubbiamente a Caltanissetta, ma anche un po' dentro i Penalty Awards, perché la loro compagnia, la loro competenza dà lustro anche alla nostra manifestazione. Ed invito qui sul palco Savio Ferreri, che è il vicepresidente della Nissa FC, e accompagnerà la consegna di questo premio, e tra poco sentiremo anche le trasmissioni. Buonasera Presidente, accompagni questo premio perché questo premio fa parte anche di un progetto, quello dell'Avola, molto difficile, perché è partito in salita,
poi si è concluso come sappiamo. Questo vuol dire che fino all'ultimo non avete mollato, fino all'ultimo ci avete creduto, fino all'ultimo gli avolesi vi hanno, diciamo, dato modo di avere il 12° uomo in campo. È contento, Presidente? Ovviamente non posso che essere soddisfatto. Come ha detto lei, mi dispiace aver battuto, tra virgolette, una squadra siciliana, perché comunque devo fare i complimenti al Camarat, a mister Cammarate, che è veramente un ottimo allenatore. Entrambi meritavamo, secondo me, di andare in Serie D. Spero che avvenga per il Camarat tramite anche il ripescaggio, se possibile, così come lo spero per la Nissa, perché visto il campionato che ha fatto e visto comunque la struttura societaria, penso e credo che meriti di stare in un campionato professionistico, e tra l'altro così non la incontreremo noi il prossimo anno. Giusto, Presidente. Vicepresidente della Nissa, non parliamo soltanto della Nissa, parliamo comunque di tutto questo movimento che a Caltanissetta ha creato rete, creando altre realtà limitrofe a Caltanissetta che aspirano anche a categorie importanti. Voi accompagnate questo progetto di crescita attraverso la vostra anche disponibilità. Io sono dell'idea che se non c'è questa disponibilità gli altri non riescono neanche a crescere. Sì, ci mancherebbe. Intanto faccio i complimenti all'Avola, perché dopo 53 anni non è una passeggiata e quindi è stata veramente una fortuna. Ho seguito bene il campionato e sono veramente contento che una società anche siciliana e gloriosa. Noi come movimento, naturalmente, la Nissa è una società molto gloriosa e quindi siamo col Presidente sempre, diciamo, in cerca di anche nuovi orizzonti, però sicuramente in questo momento abbiamo altro che pensare, perché siamo veramente in crescita per cercare appunto di portare il massimo a Caltanissetta. Grazie a lui, grazie a me, grazie a tutti appunto il movimento calcistico siciliano ci stiamo riuscendo, e quindi in questo momento ci pigliamo questi meriti e poi pian piano possiamo aiutare anche le altre persone. Siete sulla buona strada. Consegniamo questo premio di riconoscimento come miglior dirigente del campionato di eccellenza. Complimenti, grazie ancora e buon lavoro anche per la prossima stagione. Buonasera Presidente. Buonasera Presidente, non vada via perché ho un riconoscimento anche per lei, eccolo qua, per immortalare anche la sua presenza ai Penalty Awards, 13ª edizione. Grazie Savio Ferreri. Allora, abbiamo concluso anche per questa stagione. Voglio ricordare che tutti coloro che erano in nomination possono ritirare la loro targa al termine dell'evento proprio nella hall di questo meraviglioso teatro Margherita di Caltanissetta, che ha ospitato questa 13ª edizione dei Penalty Awards. Voglio anche ringraziare tutti i miei collaboratori, in modo particolare la figura di Salvo Campo, mio braccio destro in questo progetto dei Penalty Awards da sempre. E poi la voglio qui sul palco perché insieme a lei, insomma, chiuderemo questa nostra manifestazione, Noemi D'Antone, colei che ha accompagnato con la sua figura e la sua eleganza le premiazioni. Facciamo un applauso anche a Noemi. Il volto femminile serve sempre per chiudere un evento così importante come quello dei Penalty Awards. Grazie per essere stata con noi, la tua bellezza ha aiutato anche la consegna e l'amarezza anche di qualcuno che non ha vinto il premio. Grazie ancora. Noemi D'Antone, grazie. Io vi saluto, vi do appuntamento il prossimo anno, l'edizione numero 14. Grazie per essere stati con noi e soprattutto forza al calcio dilettantistico siciliano. Buonasera a tutti. Il rumore del campo si spegne sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Penalty Awards, la misura